Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento con Archeos Arrabus. Perdonateci per il leggero ritardo, ma la tecnologia ogni tanto, come dire, ci fa pagare Brutti lo scotto, scherzi. fa gli scherzetti per utilizzarla. Bene, ciao Martino, come stai? Bene, così si dice. Ma- C'è un po' di mal di testa oggi, dai, Morendi, però tutto bene, dai. Mocendimi, comunque, ospite molto gradito, come non mi ricordo quanti episodi fa, forse due, il nostro presidente della Limen, Danilo Melis, come È stai Dani? tornato il presidente. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova diretta con Archeos Arrabus. Ah, ok, fa il presentatore Danilo oggi, grande. Oggi facciamo gli onori di casa, dai. Allora, di cosa parleremo oggi? Abbiamo nominato novità da San Vito, non da San Siro. Oggi parleremo appunto di nuove. Martino, a te la speaking, la parola. Allora, intanto mi stavo mettendo in televisione. Sì, allora, come abbiamo detto l'altra volta, intanto Marco, prima di iniziare con l'argomento del giorno, possiamo fare Eh, tipo un po', come si dice, gli orgogliosi, no? Cioè, abbiamo un video da trasmettere. ma vuoi vedere la cosa, l'intervista per caso? Per- Certo, no? per- Certo, Però aspetta, ti dico una cosa. Oggi con nostro grande piacere hanno fatto un servizio al telegiornale di Videolina sul lavoro che abbiamo fatto a Basuru. Mhm. E quindi no, sarebbe carino, no? Possiamo trasmetterlo, sì, tanto ci sono i loghi loro. Guarda, io ho quello che ho fatto io, non ce l'ho il loro, quindi abbiamo la Ok. versione estesa, però secondo me la versione più bella ce l'abbiamo noi, loro hanno la versione brutta. Quindi, Ah, vabbè. Però non so. comunque potete trovare sicuramente su internet e poi vi linkeremo nei nostri social il collegamento del video di Videolina. Ok, Va bene. mi è Intanto preso un... salutiamo a Jimmy, il come... nostro fedele Esatto. fan. Va bene, Come allora stai? cominciamo. Dai, allora, praticamente cosa è successo? La settimana scorsa stavamo parlando del triangolo di Crobecadas, Montegiron e Pizzuagus e interagendo con Domenico e Jimmy, praticamente è uscita questa cosa dei protonuraghe. Il discorso dei protonuraghe, Domenico ci ha detto infatti, no, no, io non ho mai visto un protonuraghe in zona, no? Che comunque... E allora ci è venuta in mente di fare questa puntata. Cosa successe? Che l'anno scorso, forse, con l'amico archeologo Stefano Crispu, stavamo facendo dei sopralluoghi per confermare sostanzialmente un censimento. E quindi andati. Intanto, vabbè, è una curiosità che io ho scoperto in quell'occasione, che siamo a Quirra, davanti al castello di Quirra, praticamente a due passi dalla chiesa di San Nicola di Quirra ed è comune di San Vito, non di Villapuzzo. Mhm. Quindi adesso ti dico questa cosettina qui, poi io lascerei la parola a Danilo per spiegarci come mai Ma lì è comune di San Vito. ok, Terra nel santuinese. frattempo io invece cosa vi metto anche il nostro amico Mappamondo, grande grande. E quindi praticamente siamo andati a cercare questi due nuraghi censiti, che sono Pirastu e Spucciu, e invece ne abbiamo trovato quattro. E tra l'altro, quattro nuraghi di quattro tipologie diverse, in 1,2 km, eccoli là, Mamma guardate, mia, sono tutti in fila su una cresta e qui distanti, quindi è una cosa particolarissima, molto bella. con la E chiesa di San Nicola quindi sotto. il primo, lo dico proprio velocemente, il primo ci ha dato l'idea di avere una pianta ovale, quindi probabilmente con una falsa cupola. Il secondo, Pirastu, invece è un monotorre, quindi un nuraghe che pare semplice, poi adesso
che però è particolare perché dentro c'è questa stanza tipo sicuramente rielaborata in epoche recenti, poi c'è questo nuraga corridoio, il numero 2, che è a pianta quadra, e poi c'è Spucciu, che è un nuraga complesso. Ma Ok. diamo la parola a Danilo. San Vito, Sardegna. Va bene. Sardegna. La cosa poi molto, diciamo, che fa la ciliegina sulla torta è che quei quattro nuraghi hanno praticamente all'inizio di quel percorso anche censito un sito romano. Eccolo Quindi qua. una grande varietà di siti in diciamo, in un piccolo spazio renderà orgogliosi i sanvitesi, Dani, vero? Esatto. Vediamo un pochino la zona di Quirra, Marco, uno zoom lì, perché si vede molto particolare l'estensione del comune di San Vito. Mhm. Risulta, cioè, con questo peduncolo a settentrione, mh, che non è neanche facilmente raggiungibile dal paese, ma è più facilmente raggiungibile da Villapuzzo, che è l'altro comune. Eccolo qua, eccolo qua. E il comune di San Vito arriva proprio sotto il castello di Quirra, in sostanza. Esatto. E c'è una motivazione storica che poi si mischia un pochino con la leggenda. Allora, mia nonna raccontava questa storia, poi mia nonna purtroppo non l'ho conosciuta, quindi me l'ha raccontata mio padre. Raccontava che in un periodo imprecisato, che poi andremo a spulciare un pochino, a capire di che periodo si tratta, a San Vito c'era una sorta di podestà, di sindaco, di alcalde, diciamo, che era chiamato Subbarisoni proprio a Sant'Iresa. E, e aveva ricevuto la visita del marchese di Quirra a San Vito, in una casa che poi andremo anche a cercare all'interno del paese, perché proprio la storia era abbastanza dettagliata, ci sono i riferimenti proprio della casa in cui viveva questo Barisone. E il marchese di Quirra non aveva portato alcun dono al suo Barisone, perché, per dirlo proprio papale, riteneva che questo fosse un pezzente, cioè la diplomazia andava a farsi friggere in nome più degli stereotipi, quelli di Bida, insomma, io sono il signorotto, non mi devo cioè, neanche abbassare a fare uno scambio di doni diplomatici. Però Barisoni diede cioè offrì al marchese cassas de oro, cioè casse d'oro, di denaro, di varie ricchezze. E il marchese ovviamente non sapeva come sdebitarsi di un simile dono e decise di estendere, di fare questa concessione, donazione terriera al possedimento del Barisone, che alla fine era l'attuale comune di San Vito, e donò proprio quei territori che stanno sotto il castello di Quirra. E tra Questi che l'altro sto indicando. lì poi, esatto, proprio in quella zona dove sta indicando Marco, lì c'è Cirronis. Martino magari poi ci potrà dire qualche virgola in più di questo insediamento. Cirredis. Cirronis e Assinai, è vero, si assomigliano di nome. E comunque in quelle terre cioè da sempre, è tradizione proprio la frequenza dei sanvitesi, però cerchiamo di contestualizzarlo. Se mia nonna diceva marchese di Quirra, significa che siamo nel periodo in cui Quirra era appunto non più una contea ma un marchesato. Stiamo parlando del periodo che va dal 1600, giusto, non me lo ricordo, fino a
al 1839, quindi una fascia 1604-1839. Quindi un 200 e passa anni in cui potrebbe essere avvenuta questa storia qua. Nulla, è molto interessante. Poi non so, vogliamo andare a cercare la casa di Barisoni. Marco, ci stai? Non sarebbe Eh, male. Ma No, tu sei no, in Svezia? perché la troviamo, quindi la cerchiamo in diretta. ah, Ah, Marco, andiamo nel paese, alla chiesetta di Santa Maria, ok. dentro San Vito. Sì, assolutamente. Allora, oggi lo Breccia. stiamo mettendo alla prova, Marco, eh? Eh sì, oggi sì. Sì, Grandi prove oggi. lo sai che stiamo mettendo soprattutto alla prova il mio computer che sta scoppiando in pratica. Ecco Suardo, perché ci si scidra. tocca mettere il ghiaccio tra poco. Comunque, allora dai, andiamo. Santa Maria, Allora, Santa indica. Maria, quindi più verso nord. Ok, eccoci qua. Santo Ok, più o meno la Lussurio, vedo già. Zoom al massimo che puoi. Andiamo piano piano. via di Santa Maria, Santa Maria, lo vedi dove c'è proprio la strada principale, la piazzetta? sì, dove c'è per la me. quel Sì, triangolo. sì, sì, lì. Vai, zoom. Ok, Vai, Vai. vai, 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 vai. Ah, Ok, ci stiamo entrando dentro casa, perfetto. vero? Boh, Ok, boh, boh. Adesso sali un po' più verso su. in nord. quella strada asfaltata che passa a fianco, dove c'è quel triangolo con le macchine bianche parcheggiate. A destra, non quella di destra. Ancora poco poco. Si deve vedere l'altro. Eccoci qua. In pratica, boh, fermo. Boh, 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 boh. La strada dalla chiesa di Santa Maria arriva in questo spiazzo qua e poi si vede quella palma. Sì? La casa di Barisoni doveva trovarsi in pratica nel primo incrocio, quello prima della palma, dove Ah, c'è magari quello quella casa col spiazzo. cortile interno, quella a ferro di cavallo. Probabilmente. Questa qua. No, no, perché. Aspetta, Bravo, questa, ma. è una casa vecchia. Vediamo se fa Comunque era in mettere quell'isolato l'omino. Adesso là. lo facciamo scoppiare il computer. Allora, eccolo qua. Bene, Scendi? Boom! Minchia. eccolo. Eh, Casa vecchia, sono tutte vecchie queste. Sono tutte vecchie. In ogni caso, aspetta, girati verso sinistra, Marco. via Santa Maria. Probabilmente è da questo lato. Bussa, Jimmy dice, gli chiediamo il caffè, bussa. Ehi, vai, gli chiediamo il caffè, magari ci dà ora. Che dici? Questa, potrebbe Questo. essere questa? Potrebbe essere questa. Bello, bello. Cos'è nato? Cioè, è curioso come un racconto così insomma, parliamo di un range di tempo che va dai 400 ai 300 anni fa, comunque molto dettagliata la posizione di dove era la casa, perché è una di quelle case antiche lì in questo spiazzo. Mhm, capito. Questa no. Nulla, Dai, questo è il motivo perché siamo così potenti. ma Poi ascoltate, sto qua. un giorno che parleremo di Castiada spieghiamo anche tutta la faccenda del perché prima era di Muravera, di San Vito che aveva il mare, Ah, ma bravo, un'altra volta. bravo. Lo avrei. Al salto di San Vito. Va bene, Sì, dai, sì. diamo un po' di tregua al computer di Marco. Ritorniamo Ringraziamo qua. Marco, il computer di Marco, per questo sforzo. Boom. Ok. Forza Cagliari. Anzi, forza San Vito. Allora, ritorniamo di nuovo lì sulla mappa. Su Google Earth, va. Allora, Google Earth, grazie. Eccoci qua. Hai visto?
sto iniziando a Perfetto. farlo zompare. Prego, da cosa Ok. partiamo? Va bene, allora partiamo dal primo protonuraghe, numero 4, senza nome. Le condizioni in cui versa sono veramente disastrose, quindi adesso, sì, Marco, cioè, qualche immagine ce l'abbiamo. Sì, ok. È completamente coperto dalla vegetazione, si vede solo qualche piccola parte del muro a ovest. L'ingresso è Esatto. No, visibile, quindi ci dà anche diciamo che si intuisce anche la forma della stanza, che come dicevo prima pare ovale, quindi ok. non tonda, per quello che poi abbiamo detto protonuraghe. Ok. Io sto togliendo le vostre immagini così possiamo vedere meglio quelle Sì. degli sfondi. Ok, questo è quello che si vede quindi. Questa è la visuale del castello dal nuraghe. Sì, più avanti ci dovrebbe essere qualche foto del muro, però ripeto, questo è veramente in condizioni. Ecco, guardate, cioè, ci sono questi 4 filari di pietre ancora. Questo è il lato nord-ovest. Nord-ovest c'è molto materiale di crollo tutto intorno e poi è molto coperto dalla vegetazione. Però comunque gode Questo di una è lo vista stesso molto punto, però visto bella. dall'altro lato, infatti si vede il castello. Eh, Quel costone. Ti sei più concentrato sul costo, sullo sfondo, sul landscape. sì, perché ho fatto forse 2 o 3 di quelle. Ho provato anche col drone a fotografarlo, ma non si vede Non si niente. vede Questo è il niente. lato dell'ingresso. Anche qui vedi che è proprio, cioè, la stanza è dentro quel cespuglio che si vede lì davanti. Quindi qua veramente rimane pochissimo, però come diciamo sempre noi È importante. segnaliamo tutti i siti perché poi sono importanti per la costruzione delle dinamiche insediative della zona, sono fondamentali. Questo che cos'è, Marti? Ah, boh. Ah, un coccio. No, Un che coach? cos'è? Non lo No, dici. non lo so. Una Vai più pietra avanti. particolare. Ah, ecco. Vai più avanti. Ah, forse una macina. Ok. Va bene, qui parte il percorso che è un sentiero, tra l'altro definito, bello definito, probabilmente un sentiero anche di caccia, però se poi su c'era l'ovile, come ci dice il toponimo, no, Dani, quello è coi spucci lo chiamano. Sì, sì, Coiledo in alcune Aspetta, carte. ritorniamo un attimo nell'acquisizione della schermata, così possiamo vedere di nuovo dove siamo. Eccoci qua. Quindi questo qua, insomma, quello più vicino alla Esatto, statale 125, sia esatto. le due Questo non è parallele. censito, Ok, quindi abbiamo proseguito con Stefano sul crinale proprio della collina, cercando Pirastru che invece è censito e l'abbiamo trovato infatti al numero 3, questo è un nuraghe invece più definito, a parte che è conservato meglio, curioso, infatti adesso vedremo una foto che ho fatto col drone esatto, che eh, so carico. che- Andiamo. E insomma, su Pirasto hai fatto molte foto. Almeno, sicuramente sono di più rispetto a quella che abbiamo visto. Mi comunica 47 elementi. Vabbè, magari le selezioniamo, cioè non stiamo. Vabbè, tu dici io lo metto, poi scorro. Esatto. E quindi stavo dicendo un Niente. uragano che è sicuramente più definito, ne rimane una buona porzione, è visibile l'ingresso. Tra l'altro, come entri sulla sinistra c'è questo ambiente che non so se sia il vano scala, a me è sembrato di vedere 2 gradini. eh, Eccolo qua. L'ingresso lo vedi, Marco, è praticamente in alto, nel lato in alto. Lì Questo. c'è l'ingresso, sul diciamo lato, lì lo vedi quel vano, quell'ombra nera. Poi abbiamo fatto foto anche da sopra. Esatto, che lì mi sembra a me che ci siano 2 gradini, uno di velto e l'altro invece ancora esatto, quello lì.
Mhm. E poi, come vedi, c'è questa stanza, diciamo, tonda, che parte tonda, ok, poi a un certo punto E poi stringe rettilineo. e c'è questa nicchia con un lato dritto che sembra quasi rettangolare. Esatto. Poi è molto irregolare come forma del Mm. perimetro. Guardate, questo è lo zaino, credo di chi era? Di Cesari? No, No, il mio il dovrebbe tuo. essere. Porca miseria, guardate quanto è piccolo. Sì, sì. Poi ci saranno delle altre foto che lo prende proprio da sopra, quindi si vede bene anche la forma che, sì, come dici tu, non è regolare. Non è Questa? perfettamente regolare, però guardate, sembra un viso. Sì, bisognerebbe È girarlo un vero. po'. C'è il sorriso qua, i due occhi. Qua si vede proprio una cosa che sembra. Guarda com'è netta qua. Sì, Questa è netta, sono proprio tagliate. Sì, potrebbe però per sembrare essere una un monoscala è scala. strano, cioè poi bisogna capire anche, bisognerebbe leggere la relazione che è stata fatta quando sarà disponibile, magari ne riparliamo. E poi sì, Comunque, quest'altra nicchia, vedi, rettangolare che c'è giù, che è oh, praticamente questa. adiacente alla stanza interna. Intanto guardate già anche quanto è piccola la stanza a confronto agli spessori dei muri. A questi muri qua sì, sicuramente. Mamma mia. Capito? Sì. Oppure magari questa stanza qui è stata ricavata in un'epoca successiva e quindi Questo può questo sembrare muro, comunque lo questo stesso semicerchio proseguiva, però stanzone è molto grande. particolare. Dici che Però poteva cioè, Scusa? essere l'impianto così. sembra proprio un proto Nuraghe riadattato. Sì, allora una stanza così come questa qua, molto simile, io l'ho già vista a Aquililleda, sempre in Mm. territorio di San Vito, che è proprio molto simile. Lì è proprio più tondo, è più bello, però la stanza interna è proprio così uguale. Quindi magari si usava a farlo, cioè, no? Ma che ne sa, che ne sappiamo, non sappiamo niente, poveri noi. Vediamo ancora qualche foto, dai. Sì, Questo sembra sì. Poi non so se veramente interessante. Ma c'era quanti filari villaggio, a sono? parte che voglio dire, pochissimi, anche Eh, poca materiale di crollo intorno, come, cioè, vedi che non c'è quel classico, quei mucchi di pietre. il cosiddetto shushu, il Esatto, cinnapago. sembra quasi che sia imploso, perché sia tutto dentro. Dentro il qua, effettivamente sembra che sia Sì, tutto. Questa camera sembra piena appunto di pietre, come dicevi, no? E in più queste qui, queste pietre che vedo qua nell'angolo, cos'è? Un continuo di villaggio, vedo molto pietrisco. e vabbè, la zona è tutta così, è molto. Però, diciamo, non sono mi Cesare. Prendevo Cesari. fotografias. Ah, non è Nostro binocolo amico. quello, sembrava un binocolo. Forse bravo, è vero, il binocolo stava guardando, da lì stava guardando Savud. Ah, ecco qua l'ingresso meglio nel dettaglio. Esatto. L'ingresso lì, vedi, tutto crollato, c'è un sacco di materiale di crollo. Quanto Quello sarà? sarebbe interessante, magari si potesse fare un intervento per svuotarlo. Eh già, a me piacerebbe svuotare la parte dell'ingresso di Basuru. Appunto, per questo, chi guarderà il video, donate per svuotare l'ingresso di Basuru. Esatto. Togli Donate, acquista motosega donate, e metti donate. donate per svuotare il Per nuraghi. svuotare Basuru. Però Ok. l'obiettivo da 400 euro deve diventare 400.000 euro. 400.000 euro. Comunque adesso, 100.000 ridendo e euro scherzando. sbarco ovunque. Ehi, appunto, no, Eolico sta dicendo fesseria, solo che la prima cosa adesso, vedi il lavaggio di cervello, prendi il parco, ti scatta lo scimpero dell'eolico. Vabbè, comunque, oggi siamo stanchi ragazzi, quando uno inizia a dire cavolate sarà per quello. Ai, ai, ai. Paleolica dentro Nuraghe. Sopra, giustamente, come facevano quelli dell'ETFAS, dell'Esert. Svas. Eh, Bellissimo, veramente. E guardate qua che Lì c'erano un paio di visualis. vi bogo perché altrimenti rovina la visuale. Vedete qua, guardate che bello, il nuraghe è qua sulla destra,
abbiamo qua il castello con le grotte. Cosa sono? Paleolitico quello, o neolitico, non mi ricordo. Le grotte Allora, sotto Pirro. ce ne sono sicuramente dell'età del bronzo, tipo Giovanni Bates. La facciamo una puntata sul castello di Quirra, c'è troppa Perché? roba lì. Sicuramente Giannico Meli hanno trovato, tipo, mi sembra, 11 scheletri dell'età del bronzo, con anche Corredo. Mm, E invece se non sbaglio, su Stampusesi invece era più Stampusesi. precedente, era Era neolitico. o neolitico, adesso Comunque, non me lo ricordo. Approfondire, facciamo una neanch'io. puntata apposta. Però Mm, quella lì se, durerà se 3 ore, c'è se talmente tanta prendete roba lì. tutto questo qui, il Montefatto, dove praticamente sono successe molte cose storiche importanti per la Sardegna, non solo per il Sarrebus, giusto Dani? Sì, Comunque, ma bellissima la faremo una puntata apposita perché questa foto, merita, molto merita bella. tantissimo. Là, e chi è? Mira, il Vi, nostro archeologo. vi presentiamo lui, colui che ci dà una vera mano. Senza di lui non sarebbe possibile fare le pulizie archeologiche. Quindi, grazie Stefano. Aspetta che attivo la webcam così faccio il cuoricino. Grazie. Un giorno riusciremo a trascinarlo in trasmissione. Sarebbe veramente Prima o interessante poi. per tutti noi farci una chiacchierata con Stefano. Che dite? Passiamo al prossimo Nuraghe? Passiamo al prossimo nuraghe che ci ha colpito parecchio. A parte che Ok. non è censito, quindi non ce l'aspettavamo. Ci siamo proprio inciampati sopra perché stavamo camminando questo sentiero per arrivare a Mhm. Spucci. A questo punto ho detto, ma quello mi sembra un muro quello. E infatti cioè, era un muro. Ci siamo avvicinati e Qua ci vuole abbiamo visto questa roba che è pazzesca. Cioè, suspense, suspense. è Partiamo pazzesca perché è una dall'alto. pianta molto particolare, inusuale per le nostre zone. Ok. Sinceramente, forse il primo esempio di nuraghe, credo, cioè, che c'è l'ipotesi che sia un nuraghe a corridoio. Partiamo dal Eccolo. basso, così Ah, partiamo ok, dal esatto, basso e questo è il poi muro che andiamo abbiamo verso visto dalla l'alto. strada. Quindi ne rimangono, da questo lato rimangono, vedi, 4 filari, sempre con questo, cos'è, un granito. Qua ci Non lo vuole. so. Ci dobbiamo fare una cultura sulla tipologia. A me sembra scisto visto così. Boh. Ah, Sembra uno scisto. sono Sì, scisti, sì. sono. No, io non ne capisco Boh, niente. non mi pare granito. Cioè, il granito è più granulare, non so come dire. Anche il colore è Mm. diverso. Va bene. Però, No, vedi, bravo, cioè, vedi? non è granito. No, no, no. No, no, vabbè, non ne capisco nulla, quindi non insisto. Anzi, aspetta, vediamo. Com'è possibile tenerlo nascosto? Dice MPRAS23. Eh, Ma eh, infatti, cioè, non è che il discorso non è che fosse nascosto, il discorso è che magari la gente che frequenta la zona lo conosce, i cacciatori, i pastori, è sì. ovvio che lo conoscono. Però magari l'hanno visto, cioè ci sono cresciuti che lo danno per scontato. A me quello che ha colpito è che non ci fosse nei censimenti ufficiali, perché per esempio nei censimenti ufficiali del comune, del PPR, non c'è. Ed è, cavolo, lo vedi da lontano, lo vedi, cioè Ah, se, ma quindi si vede se anche sai no, che c'è, dalla capito? strada? No. Dalla strada si vede? No. Dalla strada di giù, quella che porta a Bakuochi, se tu ci fai caso, ok, però voglio dire, chi fece il censimento, no? E da Mhm. Pilastru è andato a Spucciu, ci è passato davanti, cioè come ha fatto a non vederlo? Lo tenevano Se ne nascosto, te scarisce lo delle dico io. aggiungi. È l'unica spiegazione, si sarà dimenticato. Anche perché noi abbiamo i droni, vabbè, voliamo, e abbiamo beccato talmente tanta roba che. Però, cioè, capito? Mhm. E comunque vedo Eh, che sono Non lo so, cioè i ce ne sono massi, censiti che sono massi molto più nascosti importanti. di questo qua. Comunque, vediamo E, questa bella pianta. sei curioso, eh? Tu l'hai visto? Io anche dall'alto. Eccolo qua, iniziamo ad addentrarci. Piras ci dice sì, ma nemmeno Wikimapia, che strano. Insomma, Wikimapia non Sì, è vero, nemmeno onnisciente. Wikimapia, è vero.
Sì, perché poi quando ho fatto diciamo, la prima ricerca, ho guardato anche su Wikimapia. Ecco qua, guardate che pianta. Allora, Che questa pianta l'ho già strano. vista, simile a, come si chiama? Aspetta, qui a Muravera, eh, no, sopra Senni, Ponziano, Sembra Serra Ponziano. 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 Però non ha questa camera così. Mhm. Adesso, cioè, se tu ci fai caso, Marco, cioè, Sì. vedi che, cioè, esatto, ci sono quei due muri, ok, però visto da giù poi è ancora più definito, che praticamente attraversano tutta la struttura Mhm. e qui sul lato, diciamo, verso di me, lì c'è praticamente un'apertura che è molto più alta del terreno, perché da questo lato qui Eh, dove sono io, c'è nel lato il mio. nuraghe è molto alto, io penso che saranno minimo 4 metri, capito, di altezza. Essa Passo via. le braccia. Ci stavo salendo sopra. Alleluia. Devo aver fatto anche Volevo... una foto da quel lato lì. Ok, poi Quindi, vediamo, la però, se cerchiamo. tu poi adesso ci fai caso, Mhm. nel lato alto lì c'è come se ci fosse un altro ingresso, che poi non so se Mm, praticamente dal corridoio andavi in un ambiente o se magari cioè, fosse l'ingresso per entrare nel corridoio, ok? Tenendo presente sì, che quel lato lì, il lato praticamente a nord, è completamente crollato, quindi da quel lato non puoi leggere un po' niente, così come è adesso. questo qua, ho capito. Chissà se fosse un terrapieno. Ole, grande, M. Piras ha iniziato a seguirci, avete visto? Grande, grande, benvenuto. Benvenuto, sì, certo. Comunque, una cosa per rispondere a Perché quello gliel'ho su detto Wiki. io di seguirci, eh. Ah, ma chi Ah, ti è? stai Chi È è? il facendo Lo nostro follow, follower conosciamo. del Campidano, eh sì. Ah, Ti stai facendo... tu non puoi capire come si chiama? Come ti chiami? Come ti chiami? M. Matteo. Michele si chiama. Michele. Ah, Michele, è il nostro... no, a noi tipo su tutti quelli che abbiamo trovato rispetto a quello che c'è su Wikimapia, mischini, gliene manca di roba Wikimapia, capito? Ma tu pensa, Michele, che confronto ai censimenti ufficiali, no? Quelli, quindi PPR, comuni, ne abbiamo aggiunto a oggi tipo 71 solo nel Sarrabus. 71, mi sa, Boh. sì. Niente. Ma questi sono nuragici, solo quelli nuragici, perché comunque dal punto di vista anche con una storia più recente, in realtà l'altra volta non le hai messe dentro la slide, mi ricordavo questa cosa qua. No, ho parlato, no, aspetta, tra l'altro Marco ho parlato Eh, solo di nuraghi propriamente detti, nuraghi e detti. protonuraghi. In quella slide non ci Eh, sono inseriti i villaggi senza nuraghe, non ci sono inserite le tombe dei giganti, i pozzi che nel Sarabus mancano completamente, è una cosa stranissima, che quindi mhm. troveremo, sappiatelo. Eh, Spuntano esatto, come funghi, a qui un come certo vediamo... punto avanti, ma qua c'è un pozzo, ma dai, va là. Comunque, guardate che muro, bellissimo, veramente molto particolare e mi È ricorda alto. quelli dei disegni che parlano per l'appunto dei cose, dei nuraghi a corridoio. Mi ricorda proprio quel tipo di disegno. Sì, Questo è poi proprio... bello, Sì, sì. come molti dei nuraghi, vabbè, anche qua sono incastonati, vedi, in questi affioramenti rocciosi naturali. Guardati qua giù il crollo. Guardate i pietroni che ci sono all'interno, no? Sì, lì però anche davanti lì, dove c'è l'ingresso, no? Dall'altro lato verso di me. Questo. Bravo. Guarda che quei pietroni là. Ma da quel lato i massi sono giganteschi, cioè è pazzesca la cosa. Matti, allora, da quanto siamo attivi? Ricordiamo a Michele da quanto siamo attivi, ricordiamo a tutti quelli che stanno guardando e che vedranno la live. 4 anni, 5, non mi Allora, ricordo. io praticamente Archeosarabus è nato prima di, diciamo, cioè, è nato senza il nome di Archeosarabus, no, che era semplicemente la volontà di aggiornare il censimento dei siti archeologici, più per una curiosità personale che per...
E questo è successo 5 anni fa, quando ho iniziato a mettere un po' i puntini su quella cartina di Google Earth. Dopodiché poi ci siamo trovati con Fabio e Marta, e con la Limen 2 anni, giusto? Sì, Sì, esatto. 2 anni. 2 anni, Con sì. Marco Però Meri diciamo su. Archeo Saramo è stato 5 anni fa come progetto. Abbiamo scoperto da poco che il nome è nato dopo il dominio del sito. È No, pazzesca sta dopo cosa. l'acquisto Che del dominio. storia. Cioè. Che storia. Era già acquistato tipo da tempi in memoria. Almeno lasciamo questa Sì. storia come se fosse una leggenda. Il nostro Però, Fabio. ragazzi, Fabio ce l'ha visto lungo, ecco. No. un'altra notizia non bella di più. Leggo. Sabato ci sono pure per la pulizia, il nostro Amen. Cioè, è tipo berserk cosa? della motosega. O Terminator per quelli che non sanno cos'è un berserk. Il cyborg. Adriano, distruggi, vai. Ti mettiamo le telecamere questa volta. Subito Michele, dove sarà la pulizia? Continuiamo la pulizia di Nora e Basuru. Abbiamo lasciato un pezzettino, cioè lasciato, il tempo era scaduto e purtroppo è rimasto il pezzo a ponente, pezzo di ovest, giusto? Sì, esatto. Ovest e nord. Sì, nord-ovest. Pezzettino. Sì. Esatto. Cioè, continuiamo un attimo qua su piccolino le pietre di crollo, boom. Sì, guarda Qua. che da questa parte come si vede bene il corridoio, ma tu questo lato, ecco, bravo, da qui si intravede il lato che ti dicevo, no, dalla foto di prima, il lato, comunque ho fatto altissimo. guarda, Questo è quello altissimo. lì, c'è un pezzo di muro che è strepitoso, È altissimo. e anche dall'altro questo. lato è molto grande. Parte Comunque, da più giù dire una rispetto cosa. alla, diciamo, quel roccione che si vede invece nel lato sud. Sarà Gesticola che come un italiano. stranamente, là che sei sardo, comunque. Tu sei sardo, non devi gesticolare. Appunto. No, manco questionare, a parlare CTU che non fate né a gesticolare né a parlare. CTUs. Comunque, posso dire una Alle cosa? 5. Questo, Secchiate d'acqua ti lancio dalla finestra alle 5. questo nuraghe sta diventando uno dei miei preferiti e credo che sia il fatto perché ce ne siano pochi così nella zona. Se non è l'unico che ho visto. Sì, ti ripeto, guarda, uno a pianta simile, molto simile, è Serra Monziano. Adesso, tra l'altro, questi giorni voglio salire a fare delle riprese col drone, che non le abbiamo ancora di Ponziano. Anche quello è molto Ok. bello. Bene. Bene. Passiamo al Qui nostro sono con Fabio. l'ultimo amico. Guardate qua. Guardate questo passaggio qua. Che c'era una volta in qua. Questo è praticamente Questo quello è che ti l'ingresso. dicevo, tipo questo ingresso, capito? Però è molto in alto rispetto alla Porca parete. vacca. C'è di via da E passaggio. poi qui si vedi un po' più giù, c'è quella pietra che fa angolo, sembra quasi che ci fosse Questo come dice. il passaggio a un altro ambiente, non lo so se c'è una nicchia. Ho Esatto, capito. lì, Infatti è non molto vedi che c'è strano. ci sono Questa quelle ci due pietre sembra vicino allo pietra. zaino, no? Esatto. Sì. Quelle due pietre in Questo. fila, Ma sono molto piatte e larghe. Potevano essere una Sì. parte di stile piattabande in pratica, chissà. No, vabbè, quella lì dove c'è la freccetta, no, ci sono pietre sotto, proprio un muro, Però vedi che dall'altro lato sono proprio pietre piatte che sono state messe. Dai, bellissimo sto orario. Assolutamente, ed è molto grande, porca miseria, c'è un diametro molto interessante. Ok, basta con questi, altrimenti si diventa ciechi. Dopodiché, proseguendo su questo sentiero Esatto. irto, si arriva all'ultimo di questi 4 nuraghi. Tra l'altro, come dicevo, 1,2 chilometri, quindi una passeggiata facilissima. La puoi fare. Noi l'avevamo fatta con Cesare dopo un pranzo, quindi sofferto, però Appesantiti nella condizioni pesantita. estreme.
Perfetto, appesantiti nell'appesantimento. Allora, da dove partiamo? Dal basso o dall'alto? A voi la scelta. Io direi, decidi tu, Parto da ti diamo questa la pietra. possibilità di stupirci. No, scherzo. Allora, parto da questo dettaglio particolare. Partiamo con Dani da il nome, Esatto. da Spucciu. Eh, Spuccio, vabbè, è il nome dell'ovile Coili Coiledus Puccio. È sicuramente un soprannome, perché non risulta essere un cognome. Solitamente quando è Coili o c'è l'aggettivo oppure c'è il nome proprio, o il cognome, oppure come in questo caso il soprannome del padrone. Spucciu cosa potrebbe voler? Vedi, quello non lo so, mi cogli impreparato. Va bene. Invece, vabbè, Ok, siamo va scordati bene. anche di Questa manco Pirasto. praticamente è l'ingresso, con sulla sinistra il vano scala che è mezzo Dove? crollato, però si vede, diciamo, una porzione si vede. Quindi il corridoio che portava dentro la torre centrale, che anche quella è piena di detriti. Vedi, Questa si vede parte. proprio un pezzo di soffitto piattabandato, sì. E lì sono crollate le piattabande e hanno ostruito il passaggio per la stanza centrale. Ok, io mi tolgo, mi sa che tolgo anche voi, così vediamo meglio, va. Oh, oh. Questa è la finestrella di scarico sopra Picchia. la trave dell'ingresso. Eccoci. Lo vedete? Sì. Lo Sì, vedete? Sì, ok. nella diapositiva prima mi sembra che c'è l'ingresso. Eccolo qua. Quella prima. Ecco, sì. Sì, poi guarda, è Ecco. stato difficile un po' fare le foto perché dietro c'era questa pianta enorme, quindi non potevi tornare indietro questa è una panoramica dal lato nord, quindi un nuraghe complesso sicuramente, con questa torre, eh, un muro un bastione intorno, probabilmente c'erano altri ambienti, ma il crollo adesso è un po', diciamo, ci rende Li ha difficoltosa la rovinati. lettura del sito. Esatto. Poi Sempre ci belle sono, vabbè, riprese panoramiche. col drone anche, ma sicuramente intorno c'è i segni del villaggio. C'era un villaggio qui intorno a questo. Ecco qui è Stefano, sempre. Sempre stesso Questo, materiale. questa è la cima del. Guardate, particolare, questa cosa l'ho vista anche in altri nuraghi. Queste pietre. Ah, ok, questa verticale Queste al posto di metterlo pietre, queste, orizzontale. sì, verticali, che così, che spaccate. Chissà, chissà. Chissà Chissà. cosa ci nascondevano. Chissà cosa Esatto. non ci dicevano i nuragici. Bella pietra Questa è una pietra, boh, di anche con quarzo. agrumi che ho trovato lì, sopra, che è levigata e particolare, però più avanti ci dovrebbero essere, quello so sempre io. Quello sono io che. Qua. Carina questa. Su Un Pippi, su classico. Pippi. Vabbè. Abbiamo avuto anche il tempo di. Eccolo Vabbè, qua, ecco guardate qua. un E po'. qua questa foto me l'ha fatta Stefano, è meravigliosa perché si vede il nuraghe e il Tutto. castello dietro, cioè sulla Esatto. stessa, diciamo, linea. Punta E San tra l'altro Lorenzo. si vede anche il nuraghe quadrato sotto, ma cioè, guardate che bello. E Questa qui qui è dove la sono cresta. io, qui ci sono i resti del villaggio. Tutte queste Ok. pietre, sì. Quindi anche a una certa distanza, insomma, non era vicino vicino, cioè saranno 50 metri, 20, 25, Sì, ma 30 metri. magari poi ci arrivava, capito? Adesso che arrivava fino a là. Certo, ammazza, veramente bello anche questo. Là, contento verdi. Ok, Hai fatto fotografia. Guarda se ci sono le foto del drone. bella questa foto. Sì, Toga mera. Aspetta che le sì, fotografie, certo che ci sono, adesso partiamo con le fotografie del drone. Ed eccoci qua, abbiamo cambiato questo è archeologo, Cesare. l'abbiamo cambiato. Abbiamo Siamo cambiato l'archeologo.
nostro Dal Qua amico si vede, Papa. per esempio, lateralmente questo muro, capito, di questo bastione. Adesso non so se era un bastione, se c'era un corridoio in mezzo sul lato Mhm. nord, quindi verso Savud, Qua. dall'altro lato, ecco, esatto, lì, che poi gira e torna verso l'ingresso, quindi avvolgeva il nuraghe, però tutto il materiale di crollo che c'è qua dietro ci fa sospettare che ci fossero esatto, un altro ambiente. Perché è Sì, strano che sia così accumulato così. mazza, serio. E poi qua sotto si vede un pezzo di muro anche sotto. Lo vedo Lo contento vedi qua? comunque. Cesari, eh. Qua Non vicino a è... dove c'è stata motosega, eh. Lì c'era, sì, esatto, si vede proprio le tracce di un. Anche qua sotto, cioè, ci sono proprio dei punti Aspetta, dove torniamo si indietro. vede Ok, che c'era. questa qua. Giusto? Esatto. Dicevi qua dove c'è scritto Sì, motosega, c'è questo muretto. sì, sì, esatto. Chissà, mamma mia, tanta roba ragazzi, come sempre. Tanta roba. Poi ci Questa è un po' dovrebbe una... essere un'immagine che è fatta dal Questa è front dove cosa, si si vede... intravede l'ingresso. Cioè, Si guardate vede qua che cosa invece, spettacolo. vedi il sentiero che passa sulle Sì, creste qua. In questa punta sì. cosa c'è? Qual era? Allora, ingrandiscimelo un po', Marco. Allora, lì dietro ci dovrebbe essere Il corridoio. il Pirasto. Questo è Pirasto. Sì, Nella prima mentre cima il invece è quadrato è qua coso. giù, è qua giù. No, lì c'è il coso, no, un po' più giù, un po' più su, diciamo, verso il castello, dove si vede là, esatto, è lì. Qua. Sì, lì c'è il nostro Ah, amico quadrato. hai capito. Mazza, sarà... Ci mettiamo il bollino per il sentiero permittivo, glielo sacchiamo in porta così. Gol. Sì, sì. È già fatto, Marco, lì non devi fare niente, è già pronto, è pulito, è Tocca da bello. Curry. Sì. L'unica, Ah, guarda, ecco qua. Guarda sopra, là si vede un pezzo della stanza, sì. si vede un pezzo del vano scala qua laterale, dove c'è quel pietrone gigante. Però Lì hai vedi visto quelli, come... no, dall'alto sotto, verso giù. Esatto, vicino allo zaino, lì lo vedi quell'ombra, esatto, lì sotto c'è il vano della Sì. scala. No, io stavo pensando una cosa, che questo qui comunque come diametro è leggermente più piccolo, ma sono sempre diametri importanti. Guardate Cesari, e guardate Sì, questo triangolo di pietra, cioè, mamma mia. Comunque, sì. siamo facili al cosa, all'emozione qua, noi di Archeosarrabus e della Limen. Ecco, Diciamo, guarda questo là. mamma. Spettacolo. Visto che si vede un pezzo del muro del bastione. Sì. Molto, molto bello questo. Caspita, si vede proprio meglio con questa immagine. E che era un doppio contro... Era proprio grosso, insomma, lo Sì, proteggeva come se bene. l'avessero foderato, sì. Esatto. Gli avranno dato il 110% anche allora per farlo. Erano, erano già prevenuti per le esercitazioni Ah lì in sì, zona. anche quello. Insomma, si davano da fare. Prevedevano il futuro. Gente seria. Va bene, siamo ritornati qua. Allora, cari ragazzi, io direi, cosa mi avete detto prima, perché non guardiamo il video dell'intervista per celebrare il tutto? Hanno fatto il cappotto, dice Esatto. Jimmy, che è il Esatto, tecnico, gli hanno fatto il cappotto. è il tecnico. Ok, che dite? Lo guardiamo? E guardiamoci Ci- questo video, dai. Vogliamo commentare come si fa la live reaction? Un giorno facciamo una live reaction su qualcosa, tanto per fare tecnicismi così. Allora, vediamo, il video parte. E
Ciao amici di Altro che live Archeosaurus, reaction. con il 5 di novembre ha preso il via la stagione di pulizie archeologiche per sembra un l'anno po' grande il video, cosa ne 2022-2023. È stato un inizio fantastico Riparte per la che- pulizia del nuraghe azzurro a San Priamo, nel Eccolo territorio di qua. San Vito. La giornata No, ripartiamo da capo, Eccolo qua. Ciao amici di Lo mettiamo Archeosaurus, così. con il 5 di novembre ha preso il via la stagione di pulizie archeologiche per l'anno 2022-2023. È stato un inizio fantastico In con la diretta pulizia del sento nuraghe la azzurro mia a San voce e la Priamo, vostra. nel territorio di San Vito. Alla giornata Ah, sono no, stati voglio- protagonisti i quasi 30 volontari a cui vanno i nostri ringraziamenti e sono stati coordinati da noi e dall'associazione Limen Sarabus Gerré sotto l'occhio vigile dell'archeologo Stefano Crispu. Sentiamo le parole di Martino Zedda e del presidente della Limen Danilo Melis. Intanto parto dal dato che questa è l'11ª giornata di pulizia nuragica a cui partecipiamo. Abbiamo in preventivo di finire il nuraghe Basuro, sicuramente finire le pulizie qua, intervenire nella tomba dei giganti dei Subreson, sempre in comune di San Vito, sui menhir di Piscina Rei a Costa a Muravera, quindi abbiamo in previsione di intervenire sul nuraghe Nurresu, che è il nuraghe di riferimento del Pozzo Sacro dei Spirois a Villa Puzzu. Ci piacerebbe concludere la pulizia che abbiamo iniziato l'anno scorso a Somesorcu, sempre a Costa Rica, ma in territorio di Castiadas. Poi dipende tutto anche dal sostegno che riceviamo, perché comunque pulire questi nuraghi ha dei costi e quindi attraverso la raccolta di fondi, di donazioni pubbliche e private cerchiamo poi di fare un programma più dettagliato. Le nostre attività sono autorizzate dalla soprintendenza che ci assiste e ci sostiene costantemente, in collaborazione ovviamente delle amministrazioni comunali e dei proprietari dei terreni su cui sorgono i siti archeologici. Terminate le 5 ore di fatica è avvenuto quello che viene denominato il terzo tempo ed è stato ospitato da Susuyao Experience e reso ricco dei prodotti offerti da alcuni produttori della zona e acquistati tramite le generose offerte da parte dei privati sostenitori. Lo facciamo innanzitutto per passione, poi per proteggere comunque i siti archeologici e non lasciarli in stato di abbandono, restituirli poi alla nostra comunità, ai nostri conterranei, e poi perché crediamo che gli esempi positivi poi riescano a far rinascere quel senso di comunità e di appartenenza al territorio, di tradizione che un po' si sta perdendo. Il patrimonio archeologico della Sardegna è estremamente vasto e poco conosciuto agli stessi sardi, inoltre è difficoltoso per i proprietari dei terreni su cui si sorgono i siti archeologici e le stesse amministrazioni tenere puliti e fruibili questi siti, poiché comportano elevatissimi costi che invece noi come associazione non abbiamo. Per cui vogliamo lanciare l'appello a chiunque volesse pulire il suo nuraghe, il suo sito archeologico, a contattarci così in modo da offrire la nostra esperienza e la nostra collaborazione. Seguiteci sui social e niente, altra volta so. Ed eccoci qua. Vi siete goduti la nostra intervista, ce la siamo rigoduti anche noi. Con questa intervista ci vediamo la prossima settimana, ma vogliamo dare degli annunci? Mani in alto. Cosa è successo? Vogliamo fare qualche annuncio? Facciamo una preghiera per qualcuno, dimmi tu. No, vabbè, dobbiamo definire di cosa parlare giovedì prossimo. Io volevo invitare Domenico stavolta. Perfetto. Oggi facciamo E di proprio cosa? scambio. Beh, allora le cose di Quindi cui è un parlare sono argomento tante. generale. Sì, e io direi di Di parlare quelli che ci fanno dell'attualità. litigare. No, Boh, no. no, non lo so. No, principalmente lui vorrebbe parlare del suo progetto, il fatto della No, condivisione. vabbè, adesso perché ci sta guardando, no, vabbè, il discorso che fa Dani è entrare nel dettaglio delle definizioni, però ecco, vedi che cosa potremmo fare, questa è una figata a proposito, no? Per agganciarci
al discorso che ci fa litigare, no. I toponimi, sui toponimi, quello si potrebbe fare. Tirare fuori Vabbè, qualche ma esempio della evoluzione dei toponimi negli ultimi almeno 2 secoli, almeno da quando abbiamo qualche testimonianza, cioè delle carte. Ma io inviterei anche Danilo, così che facciamo un dibattito, io faccio la voce, io faccio Danilo il chi? Danilo sottoportante. Melis. Danilo Melis. Ah, ma ci mancherebbe altro, ce lo davo per scontato. Tu sei qui Senza con di lui non si può noi. fare il Al, dibattito. ma- al massimo, guarda, Dani, ti posso Poche interrogare volte. se vuoi sul governo del Kenya dell'84. Va bene? No, basta. Il governo del Kenya, da un picco. Non pica al vero, io due gast. Comunque, detto ciò, vi lascio alla sigla. Rimanete connessi con tutte le novità di Archeo Sarrabus, Limen, Sentiero Primitivo del Sarrabus e se volete anche Sagara Bascia de Sardegna, che è il mio blog Instagram. Seguiteci su TikTok, YouTube, Twitch, Facebook. Instagram, Facebook. Sa manca da Ah. Twitter. No, Twitter non lo mettiamo, io finché non c'è Elon Musk non lo metto. Comunque, lasciamo stare, questa qui è politica internazionale. Vabbè. Allora ragazzi, Ci piace anche quella. Danilo, a te l'onore di far partire la sigla di chiusura, dai. E addirittura, vabbè, grazie a tutti gli spettatori di oggi, ci siamo divertiti. Nulla, altra volta a Meluso, a giovedì prossimo. Vai Ciao con la a tutti. sigla. Ciao, buonanotte. Buonanotte.